Buongiorno Italia, ho scelto l'unico luogo d'Italia dove non pioveva. Benvenuto all'area camper di Sacile, alla quale io darei 10. Togliamo però 3 punti perché è proprio bordo strada, quindi un 7. Per di più è anche a pagamento, costa 5 euro, puoi pagare solo con monetine, quindi via altri 4 punti e siamo arrivati a 3. Una volta entrati abbiamo scoperto che non ci sono neanche le colonnine della corrente, cioè tu paghi e non c'è neanche la colonnina della corrente, quindi via altri 3 punti, praticamente che do un cazzo. Aspetta perché è fenomenale, si rigodita, chiama Marco, lo chiama proprio dal vivo, è una roba incredibile. Se vuoi poi dietro all'area camper c'è questo comodo sentiero, non porta da nessuna parte però è comodo. Mirare delle vecchie panchine a dove probabilmente si sedevano i piedistalli delle statue che gli ha spaccato volta... e stava su, no, le panchine. Lungo la strada delle statue antiche troveremo un'area residenziale. Vedi, puoi capire il mio romanticismo a volte, questa forte attrazione per i tempi antichi che in realtà di persona non ho mai vissuto, però sai, per me vedere che una volta, guarda, le femmine andiamo via coi tete fuori. Anche adesso tesoro basta tirare su. Vabbè, ma no, pampa strada così. E te potevi andare a suonare il piffero così con una strazza comodamente, guarda, con i baiotte che veniva fuori. C'è, l'acqua c'è. A Sacile sono bravi ad arredare. No, io proprio bravi a arredare. Un negozio di colori con che bella, che figata pazzesca. Bellissimo sto negozio, è un misto tra roba vintage, guarda anche i modellini e colori. Queste sono tutte case che sarebbe bello andare a visitare. Sì, e prende tutti sti villoni, vedi, tu a 3 piani, tipo quella di Will Smith. Ti ricordi tu, Willy è il principe di Bel-Air, Corivea, da Zio Phil. Era contento Zio Phil di avere Willy ogni volta. Un tipico villaggio sacilense. In Veneto è talmente salutare fare l'aperitivo che i bar gli chiamano farmacia. Guarda che roba, non siamo io scherzato. Oh Alessia, mai che fa una roba di salutare, cioè siamo qua in farmacia, guarda, e il crodino al posto del spritz. Dimetti se lavori. Cosa? 2 bottiglie, ti ricordo ieri sera, 2 Sì, ma non di tutte e due. Insomma, buona parte, non Napoleone. Aspetta perché avevo attivato il telefono in modalità selfie, ho un spasemon. No, devo dire che è proprio una bella città. A tratti mi ricordo Portogruaro e a tratti no. Carino, guarda che bello. Guarda. Perché non mi caschi in acqua? No, se non ti ho messo a guardare, guarda che bello. Bello. Guarda cosa c'è Facciamo altri punti, torniamo indietro, vediamo anche di là. che bello. McDonald's da Skate. Questo è il Duomo, ma è talmente grande che non lo vedi, quindi bisogna girare così. Eccola, così lo vedi. Ok? Gira anche a te a testa, così ti vedi pulito. Guarda che bella, una volta, no? L'importanza della foto, vedi i fioriti che si metteva in posa, no? E mi racconti a me una, no? Che una volta mio nonno, per fare la fotografia, e devo domandare in prestito il vestito. Dico, Pio, perché una volta non erano tutti i skate, tutti i sprechi che le adesso. Ci sono, no, il pisello che sta dicendo Marco è un tipo di colore verde pisello, quindi non preoccuparti. No, quello che volevo dire è che ci sono veramente dei locali bellissimi. Guarda dentro che è il caminetto gigante, lo vedi? Aspetta che è il fioretto davanti, dentro. Guarda, tac, vino melodio, vedi tu? Che bello. Qui a sinistra vedi tu i nonni tipici, sì. No, allora Italia nei commenti, cioè, se mi fate sta cortesia, si può spiegare a sto cane che non tutto, per adesso c'è il bau, guarda il bau, ma non tutto il cibo deve essere sempre suo necessariamente. Una batticciana che facciamo, no? Esplicita nuova so, per carità buonissimo, però vedi il discorso che facevo l'altra volta. Non va caricato, deve essere una proporzione dolce. La regola in teoria dice un terzo, Io vado un terzo di acqua, un terzo di prosecco, un terzo di aperol. Però secondo me è esagerato un terzo di aperol, ok? Non bisogna sempre seguire le regole, ma bisogna seguire la regola dei fatti. Porca miseria, se l'ho visto, adesso l'ho capito.
Cazzo. Sai, è strano perché è difficile a volte, no? Tornare indietro con la fantasia, con l'immaginazione e rimettersi qua a quel tempo, no? Dove sono successe ste robe. Che l'essere umano viene spesso ingannato dal tempo. Perché penso sempre, tipo, quando conosci, non so, una ragazza che saluti le persone, eccetera, se che ti dai i bacetti, magari quella, non so, un mese fa ha fatto un pompino a uno. No, prova a pensare. Ma stai registrando? Sì, no, ma voglio dire. Comunque era un discorso un po' delicato, magari l'esempio ok non era proprio il massimo, però era proprio, fate capire. Sai, il comune ricorda come conoscenza l'atto munifico del governo che destinava a questa città la somma di 500.000 lire, cioè 250 euro. E ha fatto un cartello per 250 euro. Ecco, ma non c'entriamo col camper qua. Eh sì, perché di solito non siamo abituati che il Stato ne cava il sangue in tutte le maniere, e quindi il fatto che il Stato ha dato 250 euro a qualcheduno è una roba storica da fare il monumento, da fare il piastro. Ovviamente era una goliardica battuta, però spero sempre che nel mio canale ci sia gente che le capisce queste robe, insomma, dai. Ma no, ma l'ho fatto ancora, Che ma bello. l'ho fatto ancora io. Coeanare. Vedi, sono apprezzabili queste tipologie di casa che trovi nelle grandi città o nelle città un po' particolari, turistiche, eccetera, perché tipo anche... No, adesso sta serio, concentrati. I balconi cesti. Cioè, prova a immaginarsi in questo paesino di provincia uno se fa i balconi cesti, no? I balconi va verdi, oppure marron al massimo, quei vezzi, hai capito? Però, vedi tu comune di Sacile, cioè ci hai fatto pagare 10 euro di area camper per 2 giorni e noi invece di fare 4 giri di sprissa se che ne ha fatti 2, cioè vedi? Cioè gli hai tolto il pane dalla bocca dei chi poveri commercianti, non si fa così comune Sacile, dai. Impara da che altri? Impara da Valvasone, impara da San Francesco, impara da Segusino, viene tanti a imparare. Vedi, un'altra cosa, ragionavo prima con Marco, il fatto del divieto di camper. In realtà non tutti sono dei teste di cazzo, cioè ti mettono il divieto di camper, che è anche legittimo, quando il camper ostruisce la strada, la viabilità, oppure potrebbe cedere la strada perché è troppo pesante, ok? E allora in quel caso sì, è lecito, però perché è stupido e indispettisce la gente sto cartello di divieto camper? Perché effettivamente esistono i cartelli di divieto di accesso ai veicoli più lunghi di tot, più pesanti di tot e più alti di tot, hai capito? E quindi potrebbero usare quelli invece di dire camper, cioè, hai capito? È come dire allora divieto di rumeni perché le zingani, no Dio caro, divieto di rubare, no divieto dei rumeni, cosa c'entra i pori rumeni, che conosco tanti che lavora, hai capito? E quindi divieto di camper è una roba che fa girare i coglioni, non ci si sta, ok, divieto di mezzi più lunghi di 5 metri, di 6 metri, ma no dei camper, perché sennò prendi i mezzi T4 o i camperini, poi i pizzenini che potrebbero stare tranquillamente, cazzo. Un altro che racconta che si va in discoteca per ballare. Eh sì, non riesco a parlare con una persona perché c'è Per limonare, per ingropparsi le tipe e per ubriacarsi a merda. Se veniva una a me. Ah, ne devo attaccare il bottone, vedi tu così oretto là. Sì, che ho il fotevemo salita che le ammette in monetine, cioè non è che... Ah sì, faccio mi, che penso mi, rubo in cesa, dai offerte. Sì, boh. Oh, buongiorno! Ma che caffè? Vieni dentro a mangiare la pasta asciutta. Ma che pasta asciutta? Come stai a mangiare? Cioè, noi altri se ven privati del nutrimento a partire che non te mangi. Mangiami bisogno. Cioè, guarda, c'è Marco che se aveva fame, se aveva la polina. Io avevo capito che doveva mangiare e veniva qua lui. Ciao. Buongiorno. Vedi, fa finta che la vita con te che parli, vedi tu Marco, guarda, vedi tu? No, merda, Dio. Da porta arriva, dove arriva dalla finestra? Da dove arriva? Ho il fuoco in maniche corte, fa freddo, copriti. Me l'hai detta stamattina, me l'hai detta anche. Poi ho messo anche Scusa, tu mi hai detto che veniamo qua a mangiare. Ora il pitanton. Ha avanzato la... Dai, mangia No, dove... non posso fuori le mangiare. sfogliattine. Cosa Ma mangiare? non fai carbonara, se fai, butti tu via. Sono arrivati i peluche. No, sto qua le
I peluche. Italia, buongiorno. Il momento è catartico, nel senso che ho toccato. Ho catato. Cancella. Ho catato. Ciao Cassione, prova numero 2. Italia, buongiorno. Allora, il momento è catartico, nel senso che ho catato gli amici, i quali, no, si dica il linguaggio forbito, mi hanno detto che hanno organizzato un raduno in Bruscia, molto probabilmente ci sarò anch'io, il giorno 13-14. 13-14 di marzo, ok? Però, in caso di maltempo, avevate detto una cosa figa che sembrava quasi il meteo, cioè una roba di In quella. realtà è sbagliato, è 19-20, è 12-13. Italia. Sì, dopo cancelli, dopo rifai i test sistemi. Sì, questo pezzo lo taglio. No, vabbè, passa per Bruzza quando ti vede le raduno. Infatti continuare. Allora, aspetta, dopo la quarta volta che rifacciamo sta scena, allora... No, dai, di la data, cos'è? 12-13 marzo. Il 12 e il 3, perché non mi mette mai a fuoco? Mette a fuoco Marco che lei là in fondo, mamma mia! Il 12 e il 13 marzo, però nel caso in cui... Un trucchetto per parlare bene è rallentare la velocità, che così ti impaperi meno. Nel caso in cui si dovesse trovare del brutto tempo, il raduno verrà rinviato Al 19-20? al 19-20 sempre nel marzo, quindi vi aspettiamo e ovviamente non ci sono quote da pagare, non c'è niente di niente. Per la Bruscia metterò l'indirizzo qui sotto nei commenti e nella descrizione, link Google Maps così te arrivi col navigatore. Parti carico di acqua o catala in giro perché lì non ci sono rubinetti, e poi il solito discorso, insomma, per il mangiare ognuno porta, diciamo, la quantità per sé e poi si divide, si mangia tutti assieme, insomma, ecco. Quindi diventi di 10 in 10 e sai che puoi guadagnarsi 2 euro a numero. Quindi 5 li vendi 10 euro, 5 li vendi. Esatto. 10 a 20. Ma non puoi pretendere tanto di Ho scoperto che si gira la sedia ai pulmini. tipo era 7-8 mila lire una partita di sabato sera e tipo 3 mila lire invece il sabato pomeriggio. Allora lire, anni spendevi 90, 20.000 lire ma facevi tutto il bullying, pomeriggio. discorsi. Vedi, tu qua gira i video dei puntini del mondo sul maxi schermo, ste gammetti a smartphone che non funziona, te ne sì, guarda che bella, le ocche da... fermami, guarda. C'è l'aperitivo. C'è una ragazza davanti. Le ocche da passeggio, che forte, non sono dei signori, cioè vanno a stalkerizzare la gente, ma non sono... Eccola là. Non è dei signori, pensavo che era dei signori, ho detto che sti qua con la papera... Sì, 3 papere ma vanno a rompere a stalkerizzare la gente. Anche a borsette scarsea, Marco, c'è la tutto. Aspetta, il momento catartico, nel senso che abbiamo catato Francesco che voleva rievocare un suo ricordo. Piazza Sacile 1999, Fantastic Five in concerto. Io c'ero sul palco a suonare. Siamo tornati nel secondo baretto di oggi per far vedere a Ulfo. E coso, questo dentro. Io chiamarle continuo con il power bank. Mi c'ava tutto il credito. E poi veda il cammino da Drio che fa le costesine sul telefono del Green Pass. Sì. Se fosse una carta. Sa su WhatsApp? No, ma perché non me lo salva qua. Ah, le codice QR? Sì. Ecco, cosa con bottiglia? Mi sono innamorato, è quella della bottiglia. Ah, siete ti eri innamorati della bottiglia? Se la mi capita in camera, la sette a portarmi. Eh sì, ma se dopo non ti è funfati, tampoco innamorarti, Dio caro. Sempre con questi amori romantici, immaginari. Dai, Cimbatti, No, tira fuori il ciccio e sbatti il muso. Cina a tutti! Cara, guarda, proprio come si dice, i compagni di merende. Vedi tu? Tenete i bicchieri, tenete i bicchieri. Clip miliare di questo periodo storico, ove quando menzioni una vagina tutti tac prendono il telefono e vanno a vedere cos'è. Si picca in fortuna i vicini. Ascolta, mi metti 50 euro sul nero? Turu turu tu tu tu. Ah.
Madonna, Fufi, guardi di occupate. C'ha paura per fine a Emi e non nascondersi. Sì, no, aspetta che tagga il telefonino. No, perché devo dire una roba. Al momento botanico-culturale. Allora, qui alla mia sinistra abbiamo una Zamioculcas zamifolia, che è una pianta grassa parecchio resistente alle scarse quantità di luce, la quantità di acqua, eccetera, eccetera, e comunque a questo non c'è la testa. E poi qui abbiamo la Sansevieria laurenti, chiamata anche lingua de suocera. Pensati a suocera che adesso è lingua che ha, guarda che misteri. Perché l'Alessia gli ha scambiato il cane a Pelus, gli ha staccato Leo e gli ha attaccato il CP e per Pelus deve ancora accorgersene. Da libretto le 3050, 3040. Quindi io posso caricare 460. Ora Emi. Che stronzo. Ma perché ora presento il semi inutilissimo nonché abbastanza usurato sedile di Pulmin. Questo invece è il CP che aspetta le sue pappe. Dice, queste pappe sono vuote. Che sa da fritto. Comunque hai ragione, danno fastidio anche in bocca. No, ma anche in bocca danno fastidio. Stiamo Faccio ripetendo. quadratini piccoli. Ciao Ray. Il discorso, patate fritte in camper si può fare per forza, si è già fatte tante volte, quindi si può fare, punto, stop. attaccati in mal di Comunque ragazzi, vorrei dire che 12 ore di aperitivo non si da tutti, eh? No. Da noi si dice, è un modo di dire, finché te trova quel del formaio, tradotto in lingua volgare, volgarissima, fino a quando non trovi quello del formaggio. Anche lui. Non l'ho proprio capito, perché il formaggio lo porta Marco. Ecco, adesso dovremmo trovare quel del formaio. Cioè, e ora cosa cambia? Cioè, non... Quello del formaio buon questo? Sì, vabbè, ma vuoi dire... Voglio cioè, pincion. non capisco. No, aspetta, che è il momento le catartico, in tal senso che ho cattato orecchioni che si inquiano. Prova a rifare com'era il discorso. No, lì la figa. No, aspetta, ti mi ha maturato il cisco. Il me la senza respiro. Però la scrocchiata. Ma che scrocchiate? Che la scrocchiata. E allora lo ha Ma ieri incaprettata. che mi fai una roba del genere, ieri impreparato. È più Marilena Dani che non sa che... Te compri l'uomo, te compri. Fermi. Amaca. Che è il momento le catartico. Sì, abbiamo cattato varie cose nel camper di Olfo. Io so che chi segue le puntine del mondo e tutte messe comari, cioè comari dentro, magari anche maschi. Non touch my car, ma Però devo mettere my van. cioè proprio che interessa i cassi che altro. E quindi vediamo cosa ha Olfo in questa portiera piena di piccandoli e strafanti. Quindi un adesivo, ok, dopo. La maca, amaca. E perché che ne do? No, questo qua è uno spolverino. Yamaha Uno è spolverino. Per quando si va in montagna, quello qua è il buco centrale in mezzo e ti fa da Ah, il ponte! Capaway, beh, sì, spolverino spolverino, è quel panettone. Sì, Olfo. però, Anche a te, spolverino. cioè sta qua in una portiera non è un panettone, cioè ogni roba che ha il suo nome, non è che ti puoi Ma invertire. con i canditi o senza? Va bene, dai. E dopo l'olio, cos'è L'olio. l'olio motore? No, quello da friggere le patate di prima. Ah, ok. E dopo, Dopo che poi- roba rossa, che è Dietro strana. le piastre dalla Iari Ghidone, queste qua, quelle Cos'è? portatili. Ah, pacottette in fossi, beh, simpatiche, utili. E occupa poco. Guarda, chiuse. Pesano, ora Pesano, no, dai. bozzate. Due, giustamente, perché Due perché sono due. l'olio è sempre quello di prima, non sta a fare quel che ha tanti oli, perché è sempre quello. Dopo boh, lo so. E peso la vanna marchi, e te gira sempre le stesse robe. No, non vendo il sale. Non so, e cos'è che roba là? Una prolunga 12 volt. Ok? E cosa serve? No, perché la prolunga 12 volte uno dice ok, ma no, perché c'è È un gente chilo di veramente. elastici. No, è un argomento veramente tritato e ritritato che i neofiti, cioè i neocamperisti, dicono ma cos'è che serve in camper, ok? E quindi comunque ti dice una prolunga del 12 volte, ma di cosa? Cioè l'attacchi all'accendi sigari e ti dà cosa? Che presa ha? Perché non sono in caucciù. Ah, una prolunga per prolungare l'accendi sigari, ok. Metti te volte attaccate a sigaretta da drio invece che da Il davanti. faretto 12 volte, posso attaccarlo per la portiera. Ok, così. vedi, è importante se lui ne spiega. E tappetino con scritto Olfo 87, l'ha tutto personalizzato, vedi tu. E lei il barile cos'è? No, il mio bicchiere. Ah, il bicchiere? No, bisogna capire tutte le robe. Hai i coperchi nel tuo camper? Cosa sono i coperchi? Le pentole.
Penso di sì. Ah, aspetta, adesso devo coglionarmi perché mi noi coperti per il pesa. pesano, Ma non capisci. Allora, un camper pesa perché vengono sminuite ogni cosa, come per dire, e cosa vuoi che pesi? E cosa vuoi che pesi questo, quello, quell'altro? Nella somma viene fuori il camper fuori La peso. macchina del ghiaccio dentro. Ah, ma Dio. Scordate. Gli utilissimi adesivi dell'Olfo, è una questione. Cioè, ogni evenienza allora tutti gli adesivi, vedi? Il momento culturale. Allora, queste cose che si chiamano chiacchiere, volgarmente, papà ignoranti si chiamano chiacchiere, o galani. No, in realtà questi, Italia, concentrate, questi, visto che mi pare che sono nati dalle nostre parti, i crostui, ok? Quindi stite va a menona, tipo te dice signora Eleonora lo crostui e a menona ti dà più che volentieri e te va via bel passuo, cioè bello rimpinzato che hai mangiato tanto. Sì, e vai là signora alle chiacchiere, cioè anche è buona di offendersi perché te dice, cioè te me dà di acciacquona, cioè in poche parole muori di fame, quindi come sempre ti ripeto, le puntine del mondo ti salva la vita. Com'è Amy? Cosa ordini all'Olfo Camper? Cosa ordini? Gigante. Signori, il bar chiude, via, fuori dal locale, fuori, via. Grazie. You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e del mondo. Vai signori!